Pronti? 1, 2, 3. Valido il primo segnale con subito al numero 2 Koskive squalificato. Emiliano Ross, poi in terza posizione Frank BF che precede Cobalto numero di 9 Dakota Mail squalificato. 100 metri iniziali in 15:1 da parte di Astecca Dimar che guida nei confronti di Emiliano Ross, poi Cagliostro che avanza all'esterno scavalcando Frank BF portandosi in terza posizione. In quarta appunto Frank BF che precede Cobalto di No, poi Amore Stecca, quindi Fabres dei Greppi e Dandy de Godrel. 30 per i primi 400 metri di corsa, puntenni avanti Cagliostro che va su Astecca Dimar al completamento dei 600 metri iniziali, passati in 45,5. Cagliostro tende a passare ed è il nuovo battistrada dopo 700 metri di corsa. Cagliostro e Roberto Ruvolo che hanno preso l'iniziativa. Alle sue spalle Astecca Dimar precede Emiliano Ross, quindi Frank BF, Cobalto di No, Amore Stecca, Fabres dei Greppi, alla retroguardia sempre Dandy de Godrel. Un minuto per i primi 800 metri di corsa, misura che vale un po' meno per Cagliostro che rendeva i 20 metri, nonostante abbia comunque girato bene. 1:16,3 il primo chilometro per Cagliostro che ha rallentato un po' il ritmo, sposta all'esterno Cobalto di No che anticipa la risalita da parte di Dandy de Godrel. Ora ha rallentato in maniera parecchio evidente Roberto Ruvolo sotto le tribune. 15,7 questo paletto che di solito è sempre svelto. Cobalto di No avanza a spesa quasi zero, si trascina Dandy de Godrel, poi Astecca Dimar, quindi Emiliano Ross, poi Frank BF, Amore Stecca, Fabres dei Greppi. La curva di destra passata in 16 addirittura da Cagliostro che conduce liberamente Astecca Dimar alle sue spalle, di fuori sempre Cobalto di No, muove in terza ruota ora Dandy de Godrel che prova a dare il suo parziale quando siamo a 400 dal palo. Cagliostro che ovviamente accelera ora, 2:26 il miglio di gara. E Cagliostro prende margine nei confronti di Astecca Dimar. Dandy de Godrel che ci prova sul passo di fuori, poi Emiliano Ross lungo la corda, la retta d'arrivo per Cagliostro che è in netto vantaggio nei confronti di Dandy de Godrel che prova ad arrivare, poi Astecca Dimar, di dentro Emiliano Ross, Cagliostro in vantaggio, ci prova Dandy de Godrel ma Cagliostro ha in pugno la situazione, vince su Dandy de Godrel, al terzo Emiliano Ross. 1:16,2 il doppio chilometro di Cagliostro, vale un po' meno per lui che rendeva i metri. Roberto Ruvolo, allenatore e guidatore per i colori della scuderia Brown della famiglia Marrone. La vittoria del figlio di Napoleon Barr che si impone chiaramente. Fondamentale la giravolta, l'andare a sfilare e a condurre. Conferma l'ottima forma Dandy de Godrel che arriva secondo da meno 40, terzo Emiliano Ross a contatto a chiudere la trio in numeri 8, 10, 4, il probabile arrivo della quinta.